Anche la comunità di Valdobbiadene vuole ripartire dopo l'emergenza coronavirus e lo farà anche grazie a una giovane imprenditrice che ha deciso di aprire qui nel centro storico di Valdobbiadene la sua attività, un bel segno di speranza. Ciao Stefania, ho visto che hai aperto il tuo nuovo negozio. Ciao, sì, te lo mostro, vieni a vedere. Ecco Stefania, ci hai portato nel tuo nuovo negozio. E che emozione è stata quella di aprire, sotto i 30 anni, sei una ragazza molto giovane, un negozio qui nel centro storico di Valdobbiadene? All'inizio è stato un po' strano perché non sapevo come muovermi, non sapevo dove andare, dove cercare, non sapevo nulla. Mi sono girata un po' attorno perché prima lavoravo lì da Michele come dipendente da 4 anni. Però volevo cercare un posto un po' più vicino al centro e un po' anche più frequentato. Fortunatamente ho trovato questo negozio. Subito dopo essere stata licenziata mi sono messa in moto e ho cercato più negozi. Febbraio, quindi poco prima di tutto questo, non mi sembrava proprio l'ideale partire con un'emergenza così, non c'era nessuno comunque in giro. Anche se comunque il mio settore era un settore che si poteva, la telefonia rientra come bene di prima necessità. Potevo aprire, però non mi fidavo, non mi sembrava l'ideale. Io spero prima di tutto che la gente si abitui ad acquistare soprattutto in paese, perché comunque c'è la cartolibreria, c'è la fioreria, quindi comunque ti fai il tuo bel giretto e hai tutto. Quindi non serve andare nei grandi centri, si fa una bella passeggiata a Valdobbiadene, c'è di tutto. Quindi che servizi offri e che cosa vendi? Allora, accessori per smartphone e cellulari, quindi caricatori, vetri protettivi, custodie, tutto ciò che riguarda la cavetteria e basta. Poi abbiamo anche telefoni per anziani, che soprattutto in questo periodo richiedono fortemente con la casa di riposo e tutto, con tasti grandi e suoneria amplificata. È un bel segno di speranza che i giovani investano il proprio tempo e il proprio lavoro nel nostro centro storico e devo passare anch'io in questi giorni a comprare il cavo di ricarica del cellulare e a Stefania e a tutti quelli che credono in Valdobbiadene auguro un buon lavoro e una buona fortuna per il futuro. L'apertura di un nuovo negozio qui nel centro storico di Valdobbiadene da parte di una giovane imprenditrice è un bel segno di speranza dopo un periodo difficile per tutta la nazione.